En conoscent, alla fame un'osservazione in questi di. Alla dime che mi con il piemontese predic bin, però poi la realtà è un po' più indare, un po' più differente perché il mio cite a parlare in piemontese. Beh, mi vorrei dire che l'on che la fai con loro è stato parlare da sempre in piemontese e interagire da sempre in piemontese con loro in tutte le manifestazioni linguistiche, quindi insomma vuol dire cantare, lesi, scrivi, parli naturalmente. E certo, non farebbe più piacere se che loro rispondessero in piemontese, però aventa di che loro sono endrinta a un ambiente che è italofono, che dalla mira piemontese è ostile, è nemico. E, e allora mi non più dei pretendi che han rispondo in piemontese. Vuol dire che han piaceria se fosse parei, ma se non parei, accetta il fai che sia non parei. Nel senso che quando l'ora ero all'asilo e quindi ero sostanzialmente in ca e quindi conoscenza ero poche e il piemontese era più presente nella vita sua, il piemontese lo adoravo. Poi andando avanti capisco che il piemontese alla fine non che serve. Però aventa di che Roberta, la città grande, che ha il design, è perfettamente in grado di fare un discorso in piemontese con pochissimi burro, quindi parla in piemontese. E allora mi sembra che quell'obiettivo lì sia stato raggiunto. Certo, in ambiente italiano per non pretendi, come diceva prima, che sia parei. A me sembra che vada bene gli stessi. È una conoscenza passiva della lingua, ma è comunque una conoscenza profonda, perché d'altra parte, dato che mi parlo sempre, quasi sempre in piemontese, sono obbligato a conoscerlo, a capirlo, altrimenti riesce a interagire. E quindi a me sembra che vada ben imparare anche se è una cosa non, come dire, non perfetta, anche perché vorrei anche dire che il piemontese non è la missione della mia vita, è semplicemente, e di semplicemente tra virgolette, come un paio di uccelli per vedere il mondo mi piace vedere il mondo con gli uccelli del piemontese e è come una ricchezza che hai e la ricchezza è quella che lei cerca di trasmettere a loro, parlando esempi, leggendo esempi, cantando esempi in piemontese, scrivendo esempi in piemontese, come una roba normale perché effettivamente è normale, questa cosa sì, è normale. E saprai che la città che ormai è grande a poter fare un discorso tranquillamente in piemontese, per me vuol dire che l'obiettivo è arrivare a raggiungere, come diceva prima, certo non è una cosa perfetta, ma va ben parei. E naturalmente si potrebbe fare meglio, naturalmente si potrebbe fare più, ma a me mi devi fare un buon lavoro per lo che riguarda il piemontese con loro. E se rispondono in piemontese, come di pazienza, va bene gli stessi, semplicemente sono, vorrei dire, ecco.